Giovani, buonasera e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa voglio iscrivetevi al canale, perché dopo una partita così vi dovete solo iscrivere al canale, voglio. Che spacci in Napoli? Ma voi siete Kvara dipendenti? Ma voi avete Kvara? Senza Kvara siete delle merde. Non siamo Kvara dipendenti. E questa sera nell'ennesima dimostrazione che Luciano Spalletti ha in pugno la squadra. Questa sera, quest'oggi pomeriggio decidete voi, si è visto un Napoli con due coglioni così, voglio. Questa squadra è stata costruita per arrivare al 7° posto, perché molti giornalisti del nord, e domani mattina sono curioso di vedere la Gazzetta dello Sport come aprirà la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Sono curiosissimo, sono veramente curioso, perché di sicuro non si parlerà di Napoli, ma si parlerà di Giroud che si è girato. Si parlerà di Giroud, non si parlerà di Napoli, ma io ne sono convinto. Una prestazione di Osimhen mostruosa di Victor Osimhen, un giocatore che è ritornato con 5-6 partite meno, quante ce ne ha in meno, ed è capocannoniere della Serie A. Lo sapete chi mi ricordi a Victor, ragazzi? Questa voglia, questa cattiveria. Non Gonzalo Higuain, ma quello che aveva i capelli lunghi, un certo Edinson Cavani, Questo Victor Osimhen ha la stessa voglia, la stessa grinta che aveva il Matador Cavani. Questo Napoli, questa sera ha dato l'ennesima dimostrazione che il collettivo fa la squadra, non il singolo giocatore fa la squadra. Questo Napoli, io quella parola non la voglio dire, perché non la voglio dire, sono scaramantico. Perché lo sapete, io anche l'anno scorso non ho pronunciato quella parola, perché per me è una bestemmia pronunciare quella parola oggi. Ma nemmeno a 10 partite dal campionato è una bestemmia pronunciarla. Io l'ho sempre detto, quando tutti quanti l'anno scorso vinceremo lo scudetto, io stavo zitto e dicevo stiamo zitti e stiamo calmi. Come oggi dobbiamo stare zitti e calmi, perché però questo Napoli, rispetto al Napoli dell'anno scorso, che si è privato dei vari Koulibaly, Fabian Ruiz, e io ero uno di quelli che è andato contro la società, perché sono andato contro la società e lo sapete, ma io sono stato anche uno di quelli che ha detto scusa alla società. Sono uno dei pochi forse che ha detto forse ho fatto una cagata, ho detto delle stronzate, forse sono stato l'unico qui su YouTube. Però ragazzi, questo Napoli regala forti, grandissime emozioni. E io una cosa la vorrei dire a tutti i gufi che dopo la sconfitta di Liverpool, perché ne sono stati molti, ci avevate detto è finita la magia, il Napoli è già finito, non è arrivato nemmeno a gennaio che il Napoli è già spompato. Il Napoli contro il Liverpool è stata la dimostrazione che questa squadra è morta. Io vorrei dire solo una cosa a tutte queste persone, anche napoletani, perché molti sono napoletani che hanno detto anche abbiamo finito, ci dobbiamo ritirare di qua e di là. Una cosa vi voglio dire, e ve la dico con tutto il cuore, una cosa: abbassate il volume del telefono, perché voglio Shadafobuki oh, sempre e comunque, forza Napoli dal vostro Neapolis 1926, ciao a you!